E allora eccoci qua per iniziare, pronti per iniziare la nostra serata, la nostra diretta. Allora nel frattempo, durante la pubblicità, ci ha raggiunto Enrico Scacco, grazie di essere qua. Buonasera, anche a lei, buonasera, grazie a voi. per i telespettatori Partito Democratico. Allora dicevo, prima della pubblicità iniziamo con la nostra ricorrenza storica e allora sentiamo di che cosa parliamo stasera nella sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 12 dicembre 1969. La strage di Piazza Fontana. Una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. Allora, la strage di Piazza Fontana, celebrazioni proprio in questi giorni per una strage che ha segnato, come dire, il confine. L'Italia non è stata più la stessa, sono stati due paesi diversi, prima e dopo la strage. Allora vediamo in questo servizio brevemente... Ma direi che è facile dire questo. Piazza Fontana nasce con le bombe del 1951. Quindi già nel 1951 c'erano stati degli attentati attribuiti a un certo capo del movimento sociale che poi si rivelerà quello che è, e arriveremo a Piazza Fontana e dopo Piazza Fontana le bombe dei treni. Certo. Quindi, e le bombe poi alla fine di Bologna, della stazione di Bologna. Quindi non è una cosa che improvvisamente avviene. C'è un cordone ombelicale che nasce dalla Repubblica di Salò, si consolida in un partito, si consolida una deviazione dello stesso partito e c'è una lotta tra le due aree, c'è una riunificazione e poi seguiremo. Allora queste cose sono, se vogliamo cercare, le troviamo dappertutto. La cosa che mi meraviglia è che non siano state ancora tirate fuori e messe insieme secondo una logica spazio-temporale, non c'è nessun preconcetto in questo. È successo che delle persone normali sono andate in banca a fare una cosa semplicissima, no? Quindi fare i loro affari, e è stata fatta una carneficina. Per che cosa? Qualcuno ha detto addirittura era un sacrificio da fare perché altrimenti l'Italia avrebbe avuto un collasso, una deviazione verso la sinistra, cosa che non è mai avvenuta, anzi, a distanza di tempo, più c'erano bombe, vedi quella di Brescia, quella dei treni, e più si consolidava la sinistra, quindi l'effetto era esattamente contrario. E il gioco dei doppi estremismi, gli opposti estremismi, cioè la democrazia giocava sulla sinistra pericolosa e la destra altrettanto pericolosa, ha finito per annientarsi. E qui interviene una frase detta dal nostro Presidente della Repubblica, quando il famoso picconatore, che disse l'Italia è una nazione a sovranità limitata, e in questo senso si riferiva esattamente agli Stati Uniti. Noi, se eleggiamo un Presidente della Repubblica, chiediamo il permesso agli Stati Uniti, che può essere anche una cosa saggia e giusta. Bisogna vedere se poi gli italiani sono disponibili a questo inchino, che ormai è vero che abbiamo perso la guerra, però un po' di dignità la vogliamo anche noi, e speriamo con sardine o con pescecani di riuscire a essere in qualche maniera indipendenti e capaci di esprimere una propria idea. Ma adesso nel contributo vediamo quella che è la storia narrata. Poi mi riservo invece di raccontare la storia che io ho vissuto a quell'epoca, perché ero giornalista e avevo l'incarico dal mio giornale di capire cosa stava succedendo. Prego con il contributo.
1969, 12 dicembre, ore 16:37. Una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana a Milano. La banca è affollata e l'ordigno contenente 7 kg di tritolo uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Nello stesso giorno un altro ordigno viene rinvenuto nella sede della banca commerciale di Piazza della Scala, sempre a Milano. A Roma invece nello stesso pomeriggio altre 3 esplosioni, 3 attentati che provocano altri feriti e danni. La bomba inesplosa di Milano viene fatta successivamente brillare, distruggendo così elementi che avrebbero potuto essere importanti per poter risalire ai responsabili degli attentati. Quella di Piazza Fontana è stata definita la madre di tutte le stragi, l'inizio di quella che sarà poi chiamata la stagione della strategia della tensione. Quel periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80 in cui l'Italia viene sconvolta da violenze di piazza, lotta armata e terrorismo di varie matrici politiche. A 50 anni di distanza, dopo un'odissea giudiziaria lunga 33 anni, le responsabilità sulla strage di Piazza Fontana non sono state chiarite. Le indagini si sono susseguite negli anni con imputazioni a carico di vari esponenti anarchici e neofascisti, ma alla fine tutti gli accusati sono stati sempre assolti in sede giudiziaria. Nell'ultimo processo del 2005 la Cassazione ha affermato che la strage fu realizzata dalla cellula eversiva di Ordine Nuovo che aveva a capo Franco Freda e Giovanni Ventura, ma non più processabili in quanto assolti con sentenza definitiva nel 1987. Le indagini su Piazza Fontana si concludono così, dopo 36 anni e 10 processi senza colpevoli ma con una contraddizione. Sono state accertate le responsabilità dei terroristi neofascisti ma è impossibile condannarli. Le spese processuali invece saranno a carico dei parenti delle vittime. Ecco, questa diciamo tra virgolette la cronaca dell'epoca. Allora, Panfilio. Beh, sono immagini che ti fanno ritornare in quel periodo in cui sia l'assetto politico europeo ci vedeva immersi in un Mediterraneo dove c'erano i generali in Grecia, avevamo Franco in Spagna e Salazar in Portogallo e dunque un possibile rischio ci poteva essere di contagio antidemocratico. Quell'Italia lì non è stata sconfitta però da questi assassini, anzi ha combattuto, e se ci ricordiamo le migliori riforme in senso istituzionali dell'industria sono avvenute dopo questa strage qui, non ci hanno sconfitti. E addirittura oggi e faccio un volo pindarico e arrivo ad oggi vediamo in una commemorazione la vedova Pinelli e la vedova Calabresi che si prendono per mano. Ricordiamo l'anarchico Pinelli buttato giù dice appunto dal balcone del commissariato, innocente, perché così è stato stabilito, il commissario Calabresi assassinato, le due persone lì si abbracciano. Questo è un antidoto, come un antidoto tutto quello che non sposa una lettura di parte. E dunque ben vengano queste situazioni in cui dopo le stragi possiamo dire in quel caso là comunque l'Italia ha vinto contro quei nemici e oggi ci dà chi è sopravvissuto e chi ha sofferto di più ci dà una lezione, si prendano per mano. Il futuro può partire da qui. Certo, ecco, Fabio Ballestiero, forze dell'ordine, polizia, inizia un periodo difficile. Beh, senza dubbio è stato un periodo che è iniziato sicuramente in quegli anni e che ricordo che nei settimane o mesi successivi, adesso non ricordo bene la data, ma noi lasciammo sul campo a seguito di queste manifestazioni di piazza che il contributo ha dato poco fa, lasciammo sul campo un agente a Narumma, colpito mortalmente da una pistolettata dei manifestanti che c'erano in piazza a Milano, insomma. Quindi è sicuramente un periodo in cui
la polizia ha dato un tributo sicuramente molto, molto grande in termini di vittime, diciamo così, e in termini anche e soprattutto di superstiti, cioè parlo dei familiari dei tantissimi colleghi, a cominciare per esempio dalla vedova Calabresi, piuttosto che tanti altri che in quegli anni hanno purtroppo avuto familiari uccisi come in qualità di forze dell'ordine. E quindi la memoria, secondo me, è sicuramente uno degli esercizi più utili, giusto per comprendere. Prima l'editore Ermanno parlava prima che questa storia ha un filo conduttore, un cordone ombelicale che nasce molto più indietro, diciamo così, nasce dal 51, insomma ha dato un dato. Ecco. La memoria ci serve per ricostruire e per non dimenticare soprattutto chi ha pagato un tributo così grande e durante gli anni del terrorismo noi di famiglie che si sono visti portare via i padri, i mariti, insomma ne abbiamo viste tante, e uno degli impegni che come organizzazione sindacale abbiamo e che curiamo da moltissimi anni, da oltre 2 decenni, e con il Memorial Day che facciamo a maggio, è proprio quello, il nostro impegno è quello di ricordare soprattutto queste persone, questi familiari, queste vittime, essere vicini a loro, no? Insomma la nostra missione è anche quella di essere solidali, diciamo, con queste persone, comprese sicuramente anche tutte le vittime del dovere e anche persone che a fianco di queste sono intervenute. Consentimi solo di finire su una cosa, sì. Ecco, attenzione però a ricordare bene le cose, a cominciare dal fatto che Pinelli, è stato detto poco fa, che è stato buttato giù dalla finestra. Ricordo che c'è stata un'indagine particolarmente precisa su questa faccenda, e attenzione perché allora il commissario Calabresi fu vittima tra l'altro proprio di una forma di ostracismo, tant'è che ci furono fior di intellettuali che firmarono, diciamo, un documento particolarmente violento, diciamo così, se letto anche con gli occhi di oggi, verso la sua persona, e che creò per alcuni versi il clima che poi portò anche tragicamente alla sua uccisione. Ecco, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e non ci dobbiamo dimenticare che quando affrontiamo questi argomenti bisogna che stiamo attenti ad attribuire responsabilità soprattutto verso le istituzioni che possono tragicamente finire e sfociare in episodi che poi dopo lasciano l'amaro in bocca, perché poi la responsabilità del commissario Calabresi è stata assolutamente esclusa e non vi fu nessuna evidenza che dimostrasse che fosse stato spinto da chi che sia, voglio dire. Ricordiamoci che era all'interno di una struttura dello Stato, era all'interno della questura di Milano, e questo episodio, diciamo, sebbene sia un episodio chiaramente molto incerto, diciamo così, che lascia delle perplessità, però è stato accertato giudizialmente che i fatti sono andati così, insomma. Okay? Sì, vorrei precisare una cosa. Allora, ci troviamo all'interno di una struttura dello Stato, viene fermato un cittadino di nessuna responsabilità, trattenuto per 3 giorni, non sto parlando di Calabresi, viene trattenuto all'interno della questura per 3 giorni, trattato in maniera assurda, diciamo che siamo vicini alla tortura. Io non so cosa sia successo, non mi interessa chi sia stato o se si sia buttato dalla finestra lui, ma credo che all'interno di quella struttura non c'era lo Stato che garantiva, chiunque fosse. Che poi questo fattore abbia caricato, perché stava nel meccanismo delle bombe di Piazza Fontana, creare un meccanismo di odio tra le persone, e ci ha rimesso Calabresi. Attenzione, non è l'unico caso. No. A Padova ci rimette Giuliano, che è il commissario della questura di Padova. Perché? Perché ha scoperto che i mandanti sono padovani e trevigiani. E allora viene cacciato
dalla questura, senza nessun motivo, se ne va, si rifugia più distante possibile in Puglia per salvare la pelle, perché a quell'epoca chi aveva una responsabilità di fare giustizia veniva eliminato ed abbiamo il, tra virgolette, suicidio del portinaio di Piazza Insurrezione, che era collegato a Giuliano, e poi ne andremo avanti perché mi riservo di spiegare meglio questa faccenda, legato a Facchini. Quindi il problema di mettere la polizia contro determinate aree e proteggere un certo tipo di rivoluzione indotta e non prettamente italiana, ma serviva a uno Stato che in quel momento aveva la guerra in Vietnam, aveva fatto il colpo di Stato in Grecia, ha preso di mezzo l'Italia, perché noi mai si sarebbe pensato di fare la stessa cosa in Germania, in Francia o in Inghilterra, ma in Italia purtroppo siamo fatti così, riusciamo anche a sopportare queste cose. E vorrei suggerire una cosa, che il meccanismo che ha portato il 69 Piazza Fontana è identico all'attentato di Kennedy. Prendiamo una persona che non c'entra niente, stranissima, che spara 5 colpi in 5 secondi, no? E guarda caso Kennedy ha un foro di proiettili sulla fronte e la testa spaccata dietro, l'entrata del foro è sulla fronte. Il famoso imputato di aver sparato 5 colpi invece si trovava alle spalle. Forse c'è stata una scheggia, sarà stato qualcos'altro. Ma quello che è importante è trovare un colpevole che non ha nessun addentellato e poi immediatamente farlo sparire, perché c'è un mafioso che ormai è malato di tumore ai polmoni, gli danno una prognosi di 2 mesi e lui è disponibile, datemi i soldi, io faccio fuori l'assassino di Kennedy. E lì si è fermato tutto. E questo sarebbe stato il Valpreda della situazione. È stato in galera 3 anni per capire che questo qui era un cretino che sicuramente poteva fare qualsiasi cosa, ma meno che quello, perché non ci sarebbe neanche mentalmente arrivato e non c'era nessun collegamento. Ma all'interno del gruppo di anarchici di Freda c'era un infiltrato di destra. E questa è la cosa, non è semplice, ma io non vorrei incolpare Calabresi, ma ci troviamo di fronte a un'istituzione che ha consentito a una persona di buttarsi dalla finestra, io penso per disperazione, dopo 3 giorni che non viene presa in considerazione e non hanno nessuna prova, ma immediatamente dopo emanano un comunicato: si è ucciso perché era colpevole. Oggi diciamo che non era colpevole perché non aveva nessun senso, no? Ed è stato confermato questo. Allora bisogna che noi stiamo sui fatti, dopodiché è chiaro che in mezzo ci sta i carabinieri e la polizia che sono costretti a mantenere l'ordine in un momento in cui l'ordine viene capovolto, e hanno anche loro le loro vittime. Sì. E questa è la tragedia, prego. Sì, io mi volevo soffermare su una cosa, mi volevo soffermare proprio sugli anelli deboli di questa situazione, ed è una situazione ben descritta circa tutti i retroscena che ci stanno dietro, che sono retroscena politici, di intrighi o d'altra natura. Però alla fine in mezzo ci sono state e sono state messe delle persone, a cominciare dal commissario Calabresi, che avevano delle responsabilità in ordine a doveri d'ufficio sicuramente, ma non in ordine a fatti concreti che possano essere riconducibili a azioni concrete che gli sono state attribuite. Le do perfettamente ragione, nessuno può dire quello che è successo in quella stanza, però c'era un comandante dei carabinieri, capitano dei carabinieri. Per carità,
però ripeto, l'accanimento con cui è stata trattata la questione, la figura di Calabresi, è un accanimento che fa il paio con altre situazioni che poi dopo si sono verificate in Italia, certo, nel tempo, certo, e che hanno il sapore di una rivendicazione, diciamo così, una vendetta, e di una sorta di vendetta polarizzata su di una persona. Certo. Ecco, questo aspetto della faccenda, e che ripeto, concordo, diventa un anello debole su cui distogliere l'attenzione invece su altre questioni. Sì. E questo è un aspetto della faccenda che però è ancor più riprovevole. Più riprovevole che ci siano soprattutto in quella circostanza fior di intellettuali che non hanno avuto, certo, la capacità, certo, di analizzare la situazione in un contesto molto più ampio, sì, ma hanno in maniera, secondo me per alcuni versi squallida, tifato. Odio per odio. Sì, certo, però voglio dire, attenzione, prendersela con l'arbitro, perfettamente, la scena è giusta, è perfetta, però era lo scopo che si proponevano quelle bombe, cioè di mettere in mezzo delle persone che tranquillamente avrebbero vissuto un'altra vita, che l'hanno persa, una tragedia e di fomentare una sorta di insurrezione che non avviene. Poi che ci sia una reazione del tipo Calabresi, e così per molti altri, e poi abbiamo vari diciamo, non attentati, ma insomma vengono sequestrate persone, eccetera. Questo stava nella natura la motivazione era: succede qualcosa contro la democrazia, in qualche maniera dobbiamo reagire. È stata una reazione per certi aspetti sbagliata, ma diciamo che le bombe servivano proprio a questo, solo che la reazione non è stata sufficiente a motivare un colpo di Stato, perché questo era quello che sarebbe successo e che si pensava dovesse succedere, tant'è che Aldo Moro va dal presidente, che è Giuseppe Saragat, e gli dice: attenzione, non è come la raccontano i giornali, non perché i giornali fossero informati, i giornali prendevano quelle notizie che venivano dal Ministero degli Interni, dalla Questura, eccetera, eccetera, perché il signor Moro era in contatto col giudice Stiz. Avete memoria chi è il giudice Stiz? È un giudice molto simpatico, molto tranquillo, una persona normale, a Treviso, che, guarda caso, tira un filo e attaccato a questo filo c'è tutta la storia di Piazza Fontana. E ne parliamo più tardi. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, dopo facciamo intervenire anche Scarco e Cioni. A tra poco.